Hai un aspetto davvero Your only worry is getting stuck in traffic. 欲望腹武士道剣霊道絶賛上映中 Ehi, fermo lì, non avvicinarti. Chi stai cercando? 夢と現実に欲望に忠実に本物のあなたは Di qua, poi di là. Cosa cazzo è? Una pista da ballo? Sentite, non voglio problemi. Lasciatemi piacere. Perché prima non mi dai tu un po' di piacere, eh? Va bene. Passa pure. Ehi! Giù le mani! Credi che abbia paura di te, Scricciolo? L'avrai quando tutte le mox di questa città piomberanno su questa fogna. Se hai un problema finanziario, va a lamentarti in tribunale, merdina. No, preferirei vivere qui. Non spegnere le luci. Estate significa pioggia. Significa che devo starmene in cantina tutto il tempo. Fingers, sai dove posso trovarlo? Se potessi farei cambio, sai? Perché deve essere tutto così convoluto? Alla fine non ti resta altro che cavi strappati e bottiglie vuote. Oh, animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tingemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace. Sembra un vero paradiso. Blue Butter? Che diavolo è? Il blu, Un derivato del cefabricol, roba forte. Durante la terza guerra, nelle vene dei soldati non scorreva altro. 24 ore senza dolore e senza ricordi al termine dell'effetto. Beh, chiamali scemi.
Eccoli al posto! Non ti devo un cazzo. Oh, sì, invece. E quel cazzo vale circa 20.000 euro. Cosa? No, quel numero di merda te lo sei inventato. Ehi, attenta a come parli, puttana! Ehi, guardati allo specchio. Chi ha pagato tutto? Credi che Finger... Vi, ehi. Mi vedi? C'è una fila qui. Ah, non si supera. Metti il culo sulla sedia e aspetta il tuo turno. Mi fa piacere che sei venuta. Sono preoccupata per lei, Vi. Non sapevo che le fosse successo qualcosa. La troveremo. Ne sono sicuro. Hai parlato con Fingers? Magari. È più difficile che parlare con i migliori dottori della città. Aspetteremo un'eternità, me lo sento. Non è che potresti parlare con quelle e chiedere di saltare la fila. Perché io? Mi sa che non gli vado a genio. Dai, provaci. Oppure inventati qualcosa di meglio. Hai visto una ragazza con i capelli blu qui? Aveva un chip da doll. Credo di sapere di chi parli. Fingers l'ha operata, sì. È ancora qui. Non ne ho idea. Devi chiederlo a lui. Vedete, la mia amica è messa molto male. Non è che ci lascereste passare avanti solo per questa volta. Ma certo, tesoro, passa pure. Ehi, aspetta un attimo. Non sembrava così grave un attimo fa. È una tipa tosta. Si tiene tutto dentro. Forza, Ora andiamo. cerca di aprire quelle tue labbra sensuali. E ora? Il precedente proprietario della faccia era più allungato del tuo. I bordi stirano i tuoi nervi ottici. Non preoccuparti, gli occhi si adatteranno. Mi sa che ha finito. Entriamo? Sì, salve. Cosa posso fare per voi? Mi serve solo un minuto. Un minuto? Tutto qui? Peccato. Potrei guardare quelle tue labbra carnose per ore. Persino giorni. Ma ora sono un po' occupato. Siete Tiger Claws? Per quanto ne so, ho pagato tutto. Siamo con le Mox. Le Mox. Perché non l'avete detto subito? Allora, cosa vi porta qui? Queste ragazze sanno che installi impianti difettosi. Tu li definisci difettosi. Io dico che sono il meglio che posso trovare. Capisci? Che cosa ci guadagni? Quello che possono offrirmi. E hanno sempre qualcosa da offrire. Sei un cazzo di pervertito, lo sai? Che cosa volete? Evelyn Parker. Devo sapere dov'è. Venite nel mio ufficio, prego. Qui passano molte ragazze. Moltissime. Ma diciamo così, credo di dedicare a tutte loro un tocco personale. Chiedi pure in giro. Non sono un semplice bisturi. Vedi, io so cosa vogliono davvero le persone. Essere lusingate, coccolate, accarezzate. Sentirsi degne di tutto questo. Naturalmente, non posso certo ricordarmele tutte. Prego, poggiate i vostri deliziosi derrière.
Forrest. Il nome ti dice nulla? No. Lo chiamano Woodman. Lavora alla Dollhouse. Gli hai parlato? Non mi è piaciuto, Woodman. Così ho fatto in modo che non potesse parlare per un po'. Neanche tu mi piaci troppo. Quindi occhio a quello che dici. Povera ragazza. Ho cercato di aiutarla davvero. Ma come vedi, non ho esattamente una struttura all'avanguardia. Vieni al punto. Il punto? Ah, sì. Beh, non ho la più pallida idea di dove sia. Basta stronzate! Che cosa l'hai fatto, pervertito? Ora, o metti una museruola a questa creatura, oppure la abbatti. È impossibile avere una conversazione con lei intorno. Sei solo feccia. Un patetico spreco di fiato. Sono molto tentato di abbattere te. L'hanno presa 2 bestioni di uno studio di BD. Non so neanche i loro nomi. Voglio dettagli, cazzo! Il nome dello studio! Hanno parlato di una falena, credo. Di un virtu per la Death's Head. Hanno detto che sarebbe stata perfetta. Mi serve una boccata d'aria. Esco un attimo. Sarò più che lieto di farvi fare un giro, ma magari più tardi. L'ho lasciata tornare al Clouds. Potevo fermarla, ma non l'ho fatto. Non preoccuparti, la troveremo, lo so. Troveremo quel cazzo che è rimasto del suo corpo martoriato. Ehi, non perdere la speranza. Puoi arrenderti proprio ora. No. L'unica pista che abbiamo è una XBD. Dove ci porta? Sappiamo anche che dobbiamo cercare qualcosa collegato alla Death's Head. Meglio di niente. Non capisco il tuo ottimismo. A me sembra che non abbiamo in mano niente. Dobbiamo scoprire dove girano questi video. Deve essere un qualche buco. Dubito che girino all'esterno. Sì, deve essere un luogo tranquillo, appartato. Potremmo trovare qualche indizio in uno dei loro virtu. Ah, sarebbero degli idioti a lasciare indizi. Hai un'idea migliore? In effetti sì. Un dominio chiamato Piaceri di Night City. Ha un gemello sulla Darknet. Da lì passa ogni genere di cosa. Potremmo trovare qualcosa di utile. Fammi pensare un attimo. La Darknet è la nostra pista migliore. Atteniamoci al piano. D'accordo. Magari ci troviamo qualcosa di utile. Ti aspetto al furgone. Don't be fooled by foreign propaganda. Get the latest trusted scoop on Night City, only on N54 News.
Ho qui qualcosa che te lo farà tirare per ore. Rieccoti. ¿Te divierte mi sufrimiento? Ancora non mi conosci, ma lo farai. Mi chiamo Dino, mi occupo del centro, della City. V. Sì, lo so, ho sentito parlare di te. Ebbene, se ti serve qualcosa, chiama. E ricorda, Dino conosce tutti. Ehi, qualche tempo fa un Tiger Claw cercato aiuto. È stato attaccato da un certo Aki. Almeno è così che chiamano il cacciatore di Tiger solitario. Ha fatto diverse vittime in modo silenzioso, ma l'istinto mi dice che questo Aki ha avuto una crisi seria psicotica. Ma voglio accertarlo. Non ucciderlo se non è necessario. E ricorda di guardarti di spalle.
걸 보세요. 연기가 향하는 파르다스. To all Night City residents, caution. Night City is experiencing a period of unusually high temperatures. Please take care and stay in the shade. Ho qui qualcosa che te lo farà tirare per ore. 노약자 여러분, 야외 활동을 자제하시기 바랍니다. Ever wanted to know what the moon tastes like? Try moon cheese. Made right here in Raga, 調子に乗りやがって血を見せなスマートライフハンターを準備できるはずディアン隠れる場所を与えるこれぞハンターこれぞ一世シャンパンですね。無理なひととき。Night City is experiencing a period of unusually high temperatures. Please
適な気候を住んでいますか？ナイトシティの今月の平均気温は安全レベル内で推移しています。ご旅行の際にはぜひオービタルエアーをお選びください。レイフィールドのボーダー仕様エアロンダイトなら選ぶ必要はありません。
bel quartiere. Mua. Ma che cazzo? Stai bene? Lilith ha celato il 10° cerchio agli occhi degli antenati. Che cazzo è? Ho un brutto presentimento, Vi. Meglio guardarsi intorno. Aia. Ehi, guarda. Che schifo. Vi, abbiamo compagnia. Oh merda. Blasfemia! Uccidiamolo!
Alla prossima, V. Ricorda, i media mentono. Si vede? Alla prossima, V. Ricorda, i media mentono.
Chi l'avrebbe detto? Ehi. Dentro. Ti servo qualcosa? No, in tutto questo cazzo di casino. Mi ci hai messo tu. Lo sai. Ho perso tutto. Per Lo colpa ripeto tua. ancora una volta. Impara a risolvere i tuoi problemi. Rimedia i Cosa, tuoi. Rogue? Vaffanculo. Non ti fidare di nessuno. Rogue, vorrei parlare. Tutto ok. Non qui? Non. Chi sei? Mi chiamo V. E che cos'è che vuoi, Vi? Tutti questi anni. È davvero lei? Quella bastarda di Rogue stravaccata su un divanetto all'Afterlife. Non prenderla per il culo. Se ne accorgerebbe subito. Dille la verità. Ho bisogno dei tuoi servizi. Sto cercando un tizio. Ah sì? Anders Hellman. Ingegnere, lavorava per l'Arasaka. Un secondo. Anders Hellman. Cercalo, per favore. Grazie. Aspetta a ringraziarmi. Primo, il mio aiuto ha un prezzo. Secondo e terzo, Dexter Deshawn, Jackie Wells, T-Bug. Il tuo nome non mi è nuovo. E ti lascia alle spalle una bella scia di cadaveri. È solo sfortuna. Ecco la stronza che conosco. Chiedile dell'Arasaka Tower. Di quando mi hanno sparato davanti a lei. Sapevano cosa rischiavano. Cose del genere succedono a chiunque. Anche ai migliori. Anche a te, Rogue. All'Arasaka Tower, ti ricordi? Chi è che avevi perso? Johnny qualcosa. No, ti sei preparato, ovviamente. Ma come dico sempre, bando ai sentimenti. Parliamo di lavoro. Ti serve il mio aiuto, quindi tira fuori i nienti. Visto? Ah. E se non avessi i cash, mi diresti fanculo e buona giornata? No, più qualcosa tipo torna quando li hai. Sono le regole. Mhm. Allora ci si vede. Presto. Sai dove trovarmi. Ehi! Che dovrei fare? È un'occasione. Trasporto di bonus. Portarli da A a B in modo veloce e discreto. Ti interessa? Ti ascolto. È semplice. Vai sul lungomare di Kabuki, recupera il pacco, chiamami e io ti dirò dove consegnare. Questo è tutto. Tutto tranne la mia paga. Non preoccuparti, ti aspetta un bonus. Importato e senza tasse doganali. Senza tasse nei grandi dettagli. Sì, ma comunque onesto. È un lavoro semplice e pagato generosamente. Accetti? Sì, ok, ci sto. Bene, sapevo che avremmo trovato un accordo. Raggiungi il lungomare di Kabuki e cerca un frigo con scritto sopra No Future.
volta trovato, recupera il contenuto e chiamami per avere altre istruzioni. A presto, allora.